in avanti, non c'è alcun compagno, recupera il forte, Kerekes. Si fa trovare sempre il punto nei ripiegamenti difensivi, in avanti ancora Giovanelli, Kerekes, chiude Alessio Perroni. Ci prova il forte. Cacciaguerra. Pistelli. In avanti Lavagesi, delle volte si improvvisa anche l'azione da entrambe le parti. Pistelli. Vanello. Andrea Perroni. Pistelli. Si gioca a ritmi elevati. Pistelli. Vanello. Lavagetti. Andrea Perroni. Non grande numero, poi chiude Bacci. La conclusione centrale di Andrea Perroni, che si era liberato egregiamente di un avversario. Tutto regolare, si gioca all'inglese per Toti, tutto regolare dal Villa Park di Birmingham. Tutto regolare per Toti, il contrasto Perroni-Ambrosio. Ora entra Alessio Ambrosio nel forte con 99. 12:40 al termine del primo tempo. Lavagetti, finta la conclusione sul centro. Ancora il Sarzana di Giovanni Beretta, Andrea Perroni. Lavagetti. Pistelli. In avanti, poi recupera il forte, Kerekes. Giovanelli, Kerekes, chiude Alessio Perroni. 2 volte. Pistelli. Recupera il forte. Giovanelli. Alla ricerca del pareggio la formazione rosso-blu versiliese. Lavagetti. La tiene, poi serve Andrea Perroni. Pistelli. Raddoppio di marcatura su Pistelli, che la tiene comunque. Gira dietro la porta di Bacci, poi recupera Lavagetti. Andrea Perroni da fuori, chiude Bacci. Ancora Lavagetti. Riparte il forte, Cacciaguerra, perde la pallina. Pistelli, chiude Bacci. E si dispera Pistelli. 11-11 al termine del primo tempo. Qui dal Palatori. Punizione per il forte. Giovanelli. Viene avvicendato da Lossi. Sono in gaggio 2. Angeletti e Lossi. La pallina poi schizza nella retroguardia difensiva del Satana. Andrea Perroni. Punizione per Forte Marmi. Ancora la squadra di Walter Luisi. Cacciaguerra, Kerekes. Da fuori, chiude ancora Alessio Perroni. Ci prova il forte. Il tentativo di recuperare l'incontro.
almeno il dato di parità. Ancora chiude Andrea Perroni, poi malinteso con Pistelli, calcia a guerra, si è messo una pezza alla Lavagetti, riparte Sarzana, Pistelli, Angeletti, poi recupera il forte, Kerekes, Alessio Ambrosio, tutto regolare per il direttore di gara, calcia a guerra, Kerekes, rete, pareggia il forte Marmi, Kerekes, imparabilmente trafitto da Alessio Perroni, 1-1, dopo 14:51 pareggia il forte dei Marmi, Kerekes. A 10:09 dal termine del primo tempo, qui dal Palatori, Angeletti, Lavagetti, Perroni, Pistelli, meritato il pareggio del Forte che insisteva da un paio di minuti buoni dalle parti di Alessio Perroni. Lavagetti, Perroni Andrea, ancora Pistelli, Lavagetti, in avanti, chiude Bacci, poi va a recupero Lavagetti, punizione per Sarzana, si gioca centimetro su centimetro, non si molla nulla. Angeletti, Lavagetti, Pistelli, Perroni, in mezzo, poi su Angeletti chiude Kerekes, recupera Cacciaguerra, Kerekes, poi ancora il Sarzana con Perroni in mezzo e ingaggio a 2 sulla linea di porta. Pistelli invano ha tentato di ribattere a rete, poi Bacci, un difensore del Forte, sbrogliano la matassa. Ancora Angeletti, uno dei migliori del Sarzana all'inizio del tempo. Lavagetti da fuori a lato della porta di Bacci, poi c'è un fallo di Pistelli su Kerekes, prontamente ravvisato dal direttore di gara Roberto Toti di Salerno, che per ora non ha avuto difficoltà a dirigere la gara. Ancora Cacciaguerra per Kerekes, autore del pareggio per il Forte dei Marmi. Alza e schiaccia di Kerekes, che comunque tiene la pallina che va dalle parti di Cacciaguerra. Ultimo baluardo difensivo, ancora Kerekes. Punizione per Sarzana. Deve rettificare a distanza il punto preciso Toti per riprendere il gioco. Andrea Perroni, Angeletti, Pistelli, Lavagetti. Lavagetti, Pistelli, alla meglio Cacciaguerra, Kerekes, chiude Perroni Andrea, poi Angeletti, Angeletti, tutto regolare per Toti di Salerno, reclamava il rigore Sarzana. Ancora Perroni, accompagnato il tiro, chiude Bacci, sul tiro accompagnato di Andrea Perroni. Riparte il Forte Marmi, è rientrato in pista il capitano, il 99 Alessio Ambrosio, poi Lossi, time out,
a 7,47 dal termine. 1-1 il punteggio del Palatori. Viene inquadrata ora la panchina rossonera di Giovanni Berretta. Che dai consigli alla squadra. Derby Tosco Ligure molto sentito. 1-1 il punteggio, 7,47 al termine del primo tempo. Punizione per il Forte con Lossi sulla pallina. Alessio Ambrosio. Angeletti chiude Bacci alla grande. Poi ancora Giovanelli. Kerekes, tutto regolare. Perroni, ancora Kerekes. Punizione per Forte Marmi. Fallo di frustrazione di Andrea Perroni. È aumentato intanto il pubblico sulle tribune. Tanto c'è qua scritto qualcosa sul taccuino Roberto Toti. Forse un warning a Andrea Perroni. Pistelli al lato della porta di Bacci, recupera il Forte. Alessio Ambrosio. Kerekes sull'esterno della rete di Alessio Perroni. Ingaggio a 2, si riprende la gara. Giovanelli, Kerekes. Ancora il Forte. Lossi. Alessio Ambrosio, punizione per Sarzana. A 6,28 dal termine del primo tempo, 1-1 rimane il punteggio tra Sarzana e Forte dei Marmi. Angeletti, Lavagetti, Angeletti ancora, Andrea Perroni, Angeletti, poi recupera Alessio Ambrosio, riparte in avanti Forte dei Marmi. Lavagetti, sbroglia la matassa, Andrea Perroni, Pistelli. Poi Angeletti. Nulla da fare, rimane 1-1 il punteggio. 5,45 alla fine del primo tempo.
chiude Alessio Peroni, la conclusione di Lossi, Pistelli, ancora tutto regolare, Peroni, Pistelli, Lavagetti, Pistelli, Lossi, alto sulla porta Sarzanesi, time out, l'ultimo del primo tempo, 2 per parte, 5-13 al termine. Peroni in avanti, in una zona dove ci sono compagni, Kerekes, ancora il forte, ringalluzzito dal pareggio di Kerekes, Pistelli, Angeletti, raddoppio di marcatura da entrambe le parti, Giovanelli, Kerekes, e c'è il blu per Lossi, 2 minuti Lossi, Forte dei Marmi, a 4:29 dal termine. Rientra 2:29 Lossi. Lavagetti, Pistelli, in avanti Peroni, Pistelli, tenta il Sarzana di portarsi in vantaggio, Pistelli, chiude la difesa rosso-blu del Forte, ma recupera ancora Angeletti, power play, Lavagetti, Pistelli, Bacci, miracolo, miracolo di Bacci, sulla bomba di Pistelli. Intanto in pista Ambrosio per il Forte dei Marmi, capitano. Gabriele Ambrosio col 33, Lavagetti, Angeletti, Pistelli, Peroni, alza e schiaccia, chiude Bacci, che si deve opporre alle conclusioni sarzanesi, piuttosto ravvicinate. Punizione per il Forte già battuta.
ammonito Giovanelli nel Forte Marmi per proteste. Finale concitato del primo tempo. Pistelli, Lavagetti, Perroni, Pistelli, Lavagetti, finta la conclusione, Pistelli, recupero di forte, Giovanelli, Cacciaguerra, Giovanelli, pericoloso di forte dalla parte di Alessio Perroni, in inferiorità numerica, ancora per 20 secondi. Pistelli, chiude Bacci, ancora 7 secondi, poi può rientrare Rossi a 2,29. Giovanelli, chiude Alessio Perroni, Gabriele Ambrosio, parità numerica in pista, Angeletti, chiude Bacci, 2:10 al termine, da Sarzana, Valatori, pioniere dell'hockey sarzanese, Perroni, Angeletti si va a riposo, probabilmente con l'1-1, Perroni in avanti e poi Angeletti si mangia un jolly davanti a Bacci, un jolly joker, scala 40, Kerekes, anzi Giovanelli, clamoroso palo di Cacciaguerra, il forte vicino al vantaggio. A 1:22 dal termine del primo tempo. Kerekes, Gabriele Ambrosio, ha ripreso confidenza con la gara Olei Forte, Cacciaguerra, intanto c'è un blu per Andrea Perroni e Giovanelli per reciproche scorrettezze in pista. Ingaggio a 2, dice Toti. Protesta Cacciaguerra. Non è d'accordo con la decisione dell'editore di gara. Si sta riempiendo il taccuino di Toti. Intanto vi comunico che Bassano Sarzana 1-1 per la Serie 1 nel primo tempo a Bassano. Sarzana sta pareggiando 1-1. Pistelli, Angeletti, Lavagetti, siamo alle battute finali del primo tempo. Pistelli, rigore per Forte Marmi, è partito spedito Toti. Rigore per Forte Marmi a 42 secondi dal termine del primo tempo.
Inflessibile Totti, ancora Pistelli a colloquio col direttore di gara. Cacciaguerra. Contro Alessio Perroni. Ingaggia 2, la pallina di Cacciaguerra colpito alla traversa, poi è rimbalzata sulla linea ma al di fuori della porta, pertanto ha visto bene Totti. Clamoroso, sempre 1-1 dal Palatori. O come diceva Sandro Ciotti, dal Cibali di Catania. 1-1 a 33 secondi dal termine. La pallina colpito alla traversa, poi è rimbalzata sulla riga, però davanti ad Alessio Perroni fuori causa, ma all'interno del campo. Pertanto rimane l'1-1, Cacciaguerra. Pistelli. Angeletti, a lato della porta Forte Marmina, 2 minuti e 30 e termina 2 secondi e termina il primo tempo da Sarzana 1-1. E termina il primo tempo, ma dice Totti che si deve ancora continuare. Clamoroso. C'è ancora un secondo. Fuori i secondi. E termina il primo tempo, 1-1 tra Sarzana e Forte Marmi. Mentre a Bassano, per la Serie 1, Bassano 1, Hockey Sarzana 1. Bassano 1, Hockey Sarzana 1. Ho detto
ancora per 1 minuto e spicci. Riparte l'incontro, Pistelli, Lavagetti, Angeletti, Pistelli, Lavagetti, da fuori chiude Bacci, Cacciaguerra, Kerekes, Cacciaguerra, ancora Kerekes sul centro per la formazione versigliese, Ambrosio, Kerekes, ancora Cacciaguerra, recupera Pistelli, poi chiude forte i Marmi con Cacciaguerra, Kerekes, sull'esterno di Perroni, Angeletti, Pistelli, Angeletti, parità numerica in pista, Lavagetti, Pistelli in avanti, chiude Bacci, ancora si lotta gagliardamente, Lavagetti, chiude Bacci, poi Angeletti che litiga con la pallina, Ambrosio, Perroni, poi Giovanelli, punizione per Sarzana. Pistelli, in avanti Angeletti, Kerekes, Cacciaguerra, Kerekes, ancora Pistelli, indomito in avanti, Angeletti, clamoroso, palo del Sarzana, rimane 1-1 il punteggio, Ambrosio, a botta sicura Angeletti, il punteggio rimane 1-1, Lavagetti, Angeletti, mentre cade per le terre Toti, che si è scontrato fortuitamente con Andrea Perroni. Clamoroso incidente in pista, fortuito. Punizione per Sarzana, Angeletti, Pistelli, Angeletti, chiude Bacci, Ambrosio, rete! Spettacolare gol di Ambrosio, imparabile, 1-2, dopo 2:32 Ambrosio, dall'inizio della ripresa, qui dal Palatori, bomba di Ambrosio, imparabile, per Perroni. Allora Lavagetti sotto di ora Sarzana per la prima volta, Perroni chiude Bacci, Angeletti, ancora Bacci, ingaggio a 2. Derby tosco-ligure dalle 1000 sfaccettature qui dal Palatori di Sarzana, Perroni, chiude Bacci, ancora Perroni, Cacciaguerra, Giovanelli, Pistelli, Perroni, Pistelli, Lavagetti, Pistelli, Perroni, chiude ancora Bacci,
Pistelli si dà la ricerca del pareggio, Lavagetti. Pistelli ancora, chiude Kerekes, ancora Lavagetti, chiude ancora Ambrosio, poi riparte Cacciaguerra, in mezzo chiude Lavagetti su Kerekes, Lavagetti, Pistelli, grande Bacci su Pistelli, a colpo sicuro, bella partita qui dal Palatori di Sarzana, Kerekes, Cacciaguerra, poi Angeletti, ancora Bacci sugli scudi, Perroni, ancora Bacci che si supera, coperto anche dai propri difensori, Angeletti, Cacciaguerra. Per Giovanelli, ma non ha cercato la conclusione Cacciaguerra. Recupera Perroni Andrea. Angeletti. Ancora ritroso. Perroni. Per il primo Giovanelli in mezzo. Kerekes. Chiude Alessio Perroni. E poi si mangia il jolly. Joker Ambrosio e rimane 1-2 il punteggio, time out. Partita indecifrabile. Patrata di nuovo la panchina rosso-nera, che stasera gioca in casacca bianca e pantaloncini rossi. Sono trascorsi 9 primi e anzi 5 primi e 0-7 dall'inizio del tempo, 1-2 è il punteggio qui dal Palatori. Perroni in avanti, Pistelli, poi recupera di forte Giovanelli, Kerekes, Giovanelli, Kerekes, Giovanelli, ancora Kerekes, poi va a recupero Perroni per i rossoneri di casa, Angeletti, fallo di Lavagetti su Lossi, punizione per Forte Marmi. Tre metri, dice Totti. Pistelli. Recupera il Forte che conduce 2-1 dopo la spettacolare rete di Gabriele Ambrosio. Giovanelli. Pistelli. Perroni. Poi Angeletti a porta vuota, non vuole entrare la pallina. Giovanelli, Kerekes, ci mette una pezza 2 volte Alessio Perroni, poi sull'esterno della rete. Perroni, ora Andrea. Chiude Lossi.
Sfida infinita tra Forte e Sarzana, Lavagetti, ancora Bacci che si supera, Kerekes, dall'altra parte Peroni, Pistelli, Perroni, ancora Bacci, le para tutte Bacci. Lavagetti, Pistelli rete, Pistelli pareggio di Sarzana, Matteo Pistelli, capitano su imbeccato di Lavagetti, imparabile per Bacci, 2-2 dopo 7-24 Pistelli della ripresa qui dal Palatori. Giovannelli, Cacciaguerra, Kerekes, ancora i Forti, ora si distende in avanti, Angeletti, cercava Vanello, chiude Cacciaguerra, trova Kerekes, poi è Perroni, Alessio che ci mette una pezza su Lossi, miracolo di Alessio Perroni in volo. Alla Gigi Buffon, Lavagetti, Vanello, Lavagetti, ancora Angeletti, Perroni, Kerekes, indomito Kerekes, le prende tutte in difesa e poi si propone anche in avanti. Si infiamma la gara, ma ci sono ancora 16 minuti e 20 secondi. Andrea Perroni ammonito per la formazione sardanese. Già il presidente era rimasto richiamato con un warning. Intanto Bassano-Sarzana 2-2. Pareggia ancora il Sarzana in quel di Bassano. In A1. Giovanelli, Kerekes. Giovanelli. Cacciaguerra a lato della porta sardanese con lo specchio tutto aperto. Non ha accennato la porta Cacciaguerra, parte Sardana, ma ancora Cacciaguerra. Tutto regolare, Angeletti. Poi rimane per le terre Lossi. Time out. Guardate la panchina Versiliese. Tanto Lossi viene per il colpo preso alla testa, ma tutto doveva essere nella normalità.
Si riprende con il possesso del Sarzana. Vanello. Vanello sulla pallina, Lavagetti. Vanello sulla pallina. Lavagetti. Perroni. In avanti recupera Giovannelli, Cacciaguerra. Giovannelli. Da fuori al lato della porta Sarzanese. Ora in forte difficoltà a centrare la porta, prima Cacciaguerra, ora Giovannelli. Lavagetti intanto per Sarzana, indomito nei piegamenti difensivi come Kerekes dalla parte del forte. Angeletti. Perroni. Chiude il forte. Ancora Angeletti. C'è una munizione. Ammonizione. Ammonizione per Kerekes. Forte Marmi. Cacciaguerra, Kerekes. Giovannelli, Kerekes. Cacciaguerra. Si rifà vivo il forte dalle parti di Alessio Perroni. Giovannelli, ancora respinge Alessio Perroni. Insiste ancora la formazione versigliese. Cacciaguerra. Giovannelli, Kerekes. Poi Perroni Alessio su Lossi. Ancora Andrea Perroni. Una zona dove ci sono compagni, recupera Giovannelli. Giovannelli! E ci mette una pezza Alessio Perroni, sembrava Teni tra i paletti, Gustav Teni. Sapporo 72, Cacciaguerra. Giovannelli, chiuso da Vanello, Lavagetti. Fallo su Vanello, prontamente rilevato dal direttore di gara Toti di Salerno. Dice fate i bravi, rispettate le distanze l'arbitro. Dopo ci sarà la dolce Euchessina. Lavagetti. Anzi è Perroni. Angeletti. Tutto regolare, Cacciaguerra. Kerekes. Kerekes, rete. Scambio volante del forte, di nuovo in vantaggio Kerekes. 2-3 a 12:47 dal termine. Dopo 12 e 13 Kerekes ha ammonito Angeletti per proteste. Ormai è pieno il taccuino di Toti. Angeletti.
Peroni, Vanello, punizione per Forte dei Marmi. Ora leggero sbandamento del Sarzana dopo aver incassato la terza rete. Ancora il Forte, Giovanelli, Lavagetti, Vanello, Angeletti, Vanello, Lavagetti sul centro, Angeletti ancora, Vanello, punizione per il Forte, già battuta, Cacciaguerra, chiude Peroni, riparte in avanti Sarzana, frontiera sonora di Giovanni Beretta, Angeletti, Lavagetti, da fuori chiude Bacci, undici e 11 al termine. Punizione per Sarzana. Lavagetti che scheggia la traversa superiore. Mantobacci ha un problema, il portiere rosso-blu. Con la mascherina, col caschetto. Si disseta ed è pronto a rientrare in pista Giulio Bacci. Portiere para tutto, Giulio Bacci. Angeletti. Perroni. Angeletti ancora centrale, non ha difficoltà Bacci a respingere, Cacciaguerra. In avanti, recupera Vanello. Poi Forte. Pericolosamente davanti ad Alessio Perroni. Poi Kere Cash ci mette una pezza a Peroni. Dieci e 20 al termine.
Bassano 2, Sarzana 3, Sarzana in vantaggio a Bassano, 2-3, clamoroso, tanta roba. Formazione di Sergio Festa in vantaggio in A1 sul campo del Bassano. Intanto è scivolato Lavagetti, è caduto malamente, però si rialza prontamente. In derapata Lavagetti ha messo male il pattino. Pistelli, Angeletti, Lavagetti, Pistelli. Kerekesh. Proteste del Sarzana. Perroni. Giovannelli, Alessio Ambrosio. Kerekesh, uno dei migliori del Forte. Giovannelli. Chiude Alessio Perroni. Alessio Ambrosio. Chiude ancora Alessio Perroni, che poi respinge su Kerekesh d'intuito 2 volte. Portiere sardanese, Angeletti da lato. Perroni. Angeletti, Pistelli. Lavagetti, Angeletti. Tiro accompagnato, non ha difficoltà Bacci. Riparte Giovannelli, che non inquadra la porta. Angeletti. Punizione per Forte, alza e schiaccia di Angeletti. In gioco pericoloso. Kerekesh. Giovannelli. Punizione per Sarzana. 7:38 al termine. Conduce il Forte 3-2. Qui dal Palatori. Angeletti. Poi Perroni chiude la difesa del Forte. Alessio Ambrosio ha fatto un numero, poi viene chiuso, poi Ambrosio e Alessio Ambrosio viene ribattuto da Alessio Perroni.
meglio il Forte nella ripresa del Sarzana. Lavagetti, Pistelli, tutto regolare nelle due aree. Perroni, Lavagetti, Pistelli, time out a 6:16 dal termine. Forte in vantaggio, 3-2. Bassano Sarzana 3-3, pareggiato il Bassano. Però partita incredibile del Sarzana. Fino a 1. Peroni, Lavagetti, Pistelli, Lavagetti, chiude Bacci, Angeletti, Perroni, Gabriele Ambrosio, Pistelli, chiude Bacci. Punizione per Sarzana già battuta, Peroni, Pistelli. Riparte il Forte, Giovannelli. Gabriele Ambrosio. Che scivola. Riparte Sarzana. Angeletti. Cinque secondi, punizione per Forte. (4:54 al termine). Alla fine sempre due interviste per due giocatori, uno del Sarzana e uno del Forte. Alessio Peroni sulla bomba di Giovannelli, poi Pistelli, Angeletti, chiude Bacci, insuperabile. Se il Forte dovesse vincere, il merito di Bacci anche. Angeletti, Giovannelli, Kerekes,
time out. 4:19 al termine. Tiro diretto per il Forte dei Marmi. Decimo fallo presumibilmente con Gabriele Ambrosio. Rete 2-4 Gabriele Ambrosio dopo 20 e 43 della ripresa. 2-4. Il derby Tosco Ligure sa di Versiliese. Punizione. Ostruzione di Perroni. Fallo di frustrazione. Giovannelli. Angeletti. Rigore per Sarzana che può riaprire la gara a 3:55. Pistelli. Vedremo se Bacci si supererà ancora. Pistelli. A lato della porta Versiliese, sfuma forse l'occasione per Sarzana di rimettersi in gara. Rigore di nuovo, Bacci su Pistelli, è ammonito Bacci, anzi blu a Bacci, clamoroso, blu a Bacci, rigore di nuovo per Sarzana. Si potrebbe riaprire la gara a 3:44 dal termine qui dal Palatori. Finale infuocato, ora Lavagetti dal dischetto per la formazione rossonera di Giovanni Berretta. E va in porta Lapo Barsi, che nel finale dovrà stare molto attento, sempre che Sarzana riesca a realizzare il penalty. Lavagetti a 3:44. Respinge Lapo Barsi. Nulla di fatto. Rigore ancora per il Sarzana, rigore per il Sarzana, la pallina non è entrata, dice Toti. Rivediamo l'azione, rigore, la pallina non è entrata, dice Toti, anche da replay la pallina non è entrata, l'abbiamo visto da replay da dietro porta, lo rivediamo ancora, la pallina non è entrata interamente, deve varcare interamente la riga, non è entrata. Pistelli di nuovo, finale al Cardiopalma qui dal Palatori di Sarzana. A 3:32 Pistelli contro Barsi, che prima si è superato su Lavagetti. Si infiamma la gara.
Pistelli a 3:32, partita infinita. Ancora Barsi. Sarzana 2 rigori, 0 reti. Pistelli, non demorde ancora la frontiera sulla Lavagetti. Pistelli. Power play per Sarzana. Lavagetti. Poi Pistelli, chiude ancora Lapo Barsi, poi Perroni. Poi Pistelli. Poi Angeletti. Munizione per Forte, time out a 2:47 dal termine, conduce il Forte 2-4 qui dal Palatori, finale infuocato. Bassano Sarzana 4-3 in vantaggio la formazione di Alessandro Bertolucci in A1. Pam, 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 pam. Punizione per il Forte, Cacciaguerra. Giovannelli. Decimo fallo, Angeletti a 2:41, non termina ancora questa partita infinita tra Sarzana e Forte dei Marmi. Si deve superare per 3 volte Lapo Barsi. Angeletti. Rete! 3-4 accorcia Angeletti a 2:37 dal termine. 22-23, Angeletti riapre la gara. 2:37. Pistelli alla ricerca del pareggio Sarzana. Pistelli, Perroni, Pistelli, Lavagetti, Angeletti, Lavagetti, ancora power play, Pistelli, Perroni, chiude Lapo Barsi, Lavagetti, Perroni, Angeletti, Perroni, Giovannelli,
Giovannelli e Peroni espulsi. Finale a Cardio Palma qui dal Palatori. Gentili telespettatori. Uno e 33. Cacciaguerra, chiude Alessio Peroni, Chele Cash. Rete! Gabriele Ambrosio! Gabriele Ambrosio. Tre a 5 a 2 a 1,15. Guardiamo. Sì, è entrata la pallina, 3 a 5, ha visto bene Toti. 3 a 5. È entrata la pallina di pienamente dentro la porta sardanese. Rete di Angeletti. 4-5 a 1,06, clamoroso da Sarzana. Sarzana alla ricerca disperata del pareggio. Lavagetti. Angeletti. Lavagetti. 45 secondi. Lavagetti, Angeletti, Lavagetti, 38 secondi, Pistelli, chiude Barsi, Pistelli, Lavagetti, Vanello, Lavagetti. Sette secondi. Quattro secondi e 20 cent. E termina l'incontro. Passi in forza dei Marmi, 5-4 di Sadana. Buonasera da Riccardo Giorgi e Gaetano De Benedetto. E sempre viva l'hockey. E termina l'incontro.